Comunicare per esistere, questo progetto che si tiene tra Conegliano e Vittorio Veneto alla ricerca degli inediti del benessere, della salute e dello star bene, diciamo così. Noi non siamo capitati qua a Crevada, questa è vero? È Crevada. Questo è Susegana, perché c'è anche la parte che appartiene anche a San Pietro di Feretto, poi oltretutto. Siamo dove prima di tutto? Enrico. All'Area 4. Che cos'è sta Area 4? Una realtà che è nata 2 anni fa partendo dall'esigenza di fornire un servizio che fosse nell'ambito dello stare bene diverso da quella che è la palestra canonica. Quindi praticamente parte Luca, l'altro consocio, sodale di questa splendida avventura, diciamo così, no? Siete partiti a fare cosa in poche parole? Ma l'esigenza primaria è quella di fare un'attività che si distingua dai canoni classici della palestra che nell'immaginario collettivo della zona, quindi un'attività volta principalmente al recupero della funzionalità che svolgiamo nella parte del piano superiore. Poi il piano inferiore abbiamo tutta quanta una parte dedicata alla tonificazione, comunque all'attività funzionale che è quella principe per la quale l'azienda ti sceglie principalmente. Quello mi pare, no, Enrico, che è il corpo libero. Sì, l'idea è proprio quella del body weight, cioè il rapporto con il peso corporeo. Si è tornati un pochettino indietro negli ultimi tempi, si sono rivalutate tutte quelle metodologie che non prevedono l'utilizzo di macchinari. Si sposa bene con il nostro concetto della fisioterapia, dell'osteopatia, proprio perché permette alla persona, sia in fase di rieducazione sia in fase di allenamento, di imparare a gestirsi e a rapportarsi col peso corporeo. Ecco, bene, in questo senso poi fondamentale è l'aggiornamento costante e la frequentazione di corsi, di stage a livello mondiale addirittura. Ce ne parli un attimo, Luca? Certo, allora è importantissimo appunto essere sempre aggiornati dal punto di vista delle novità che vengono proposte da specialisti del settore e quotidianamente, periodicamente, mi scusi, i ragazzi si informano, partecipano a corsi di aggiornamento e quindi diciamo hanno modo anche loro di rimanere aggiornati su quelle che sono le tecniche innovative che vengono sviluppate dai professionisti del settore. Quindi. Ecco, in questo senso, quando io ho sentito alcuni nomi che non faccio per non fare pubblicità, perché magari sono coperti anche da copyright, no? Però avete dei nomi di primo livello con cui vi aggiornate, voglio dire, con cui siete collegati, non è una cosa improvvisata. Ecco, quello che va spiegato ai telespettatori è che Area 4 è scientificamente fondata. Ecco, no, ma no, veramente, perché siccome ce ne sono in tutti i colori in questo settore, allora ci tenevo a sottolineare, scientificamente fondata, è vero Enrico? È vero, la soddisfazione che abbiamo avuto di recente è stata quella di essere scelti da alcuni di questi leader, di questi marchi molto importanti come punto di riferimento e come formatori, quindi abbiamo iniziato a studiare. Questa volta siete anche inseriti sì. in questi progetti, diciamo così. Ci è voluto molto tempo, però fortunatamente ci hanno riconosciuto come una realtà che lavora qualitativamente in modo importante. Professionalmente. Insomma. Siamo diventati a nostra volta parte di alcuni circuiti che... Certo. Allora bisogna stare attenti anche con voi per il copyright, voglio dire una battuta. Luca, Pilates e TACFIT, allora il Pilates lo chiedo a te, il protocollo TACFIT lo faccio dire ad Enrico invece. Beh, originariamente il Pilates nasce in studio, quindi con le macchine. E noi abbiamo fatto, cioè noi, o meglio, gli insegnanti dai quali vi siete abbeverati, no? Scientificamente, sì, anche, come si diceva prima. Hanno traslato la cosa adattandola al corpo libero, quindi noi in parte, soprattutto per il lavoro di tipo individuale, utilizziamo alcuni macchinari, però principalmente si svolge anche quello a corpo libero, quindi in sala, piccoli. C'è stato un trasferimento del metodo a un discorso del corpo libero. Diciamo. Sì, assolutamente. Il protocollo TACFIT, scusa perché sono ignorante, lo ammetto, quindi mi piace conoscere. È sempre un marchio registrato. Certo, a proposito noi... Vabbè, ma si può nominare comunque, non è un peccato, voglio dire. Diciamo che è qualcosa che abbiamo inserito di recente, nel senso che siamo partiti con la parte allenante, chiamiamola, con l'allenamento funzionale, con un imprinting differente. Poi abbiamo avuto la fortuna di cominciare a lavorare assieme a Marco Zanaia, che è
uno dei personaggi, diciamo, di quest'ambito, più conosciuto sicuramente a livello nazionale, quindi abbiamo la fortuna di poter proporre comunque come tutor di queste attività delle persone che non sono improvvisate. Certo. Ecco. E il TACFIT è un allenamento tattico, quindi l'idea è quella di abbinare a dei movimenti del corpo libero con sovraccarichi dovuti e generati con dei piccoli attrezzi, tutte delle metodiche che sono state studiate per l'allenamento militare. Caspita, ciò che si impara, vedi perché i giornalisti devono essere umili, perché c'è sempre qualcosa da imparare, sul serio, non è una battuta d'occasione, voglio dire. Sicuramente un settore sempre in evoluzione, quindi periodicamente... Guai stare indietro. Guai stare indietro, assolutamente. Certo. Poi avete inserito e ospitate, come mi hai corretto, no? L'ultimo nell'articolo, ospitate anche altre attività, ci dici in breve cosa? Allora, noi collaboriamo con una scuola di danza che presso di noi appunto svolge attività di danza classica piuttosto che moderna. Ispirata a principi, immagino che siano nella filigrana vostra, insomma, di pensiero, credo, no? Cioè, abbastanza. Sì, certo, la nostra insegnante, appunto, la Lorenza, anni di esperienza nel settore, ha deciso comunque anche lei di intraprendere una strada che si differenzia da magari le più grandi scuole, delle solite accademie, e quindi fare una cosa non tanto di elite, ma comunque che si distingua sicuramente nel panorama locale, qualitativamente molto elevata, che è un po' il segno distintivo della nostra società. E dopo, oltre a questa, anche una scuola particolarissima nel settore delle arti marziali, mi pare di aver capito. Sono due realtà differenti in realtà, una parte è relativa al Brazilian Jiu-Jitsu, una parte alla Thai Box. Sono due discipline che messe assieme compongono le Mixed Martial Arts. Che bene che lo dici, ti invidio un po' perché non sono inglese. Scherzo, dai, Enrico. Vai, no. Oramai tanto in voga MMA. Certo. No, c'è una però parte. Siamo a un livello di professionisti qua, mi pare di aver capito. Non professionisti ma agonisti. Però agonisti. Sì, okay, scusa, vedi, avevo detto la parola sbagliata, ma vabbè, insomma. Diciamo che l'attività allenante è rivolta a tutti, a chiunque voglia venire qua a farla, okay. Parteciparne, mentre la parte agonistica, quindi salire sul ring o entrare nella gabbia, è rivolto magari a chi ha bisogno di ecco, esatto. Allora Luca, ricorda dove siete, gli orari di apertura durante la settimana, in modo che chiunque possa venire a informarsi e conoscerli. Certo, allora per chi volesse venire a trovarci, provare qualcosa di nuovo, noi siamo in via Crevada Susegana, siamo aperti tutta la settimana, orario continuato dalle 9 del mattino alle 10 di sera, e ci trovate anche il sabato, sempre dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. Diciamo che dopo si devono divertire anche un po' loro, insomma, perché voglio dire, lavoro è lavoro, scherzo. Ricordatevi che una delle più belle realtà in questo momento, sicuramente a Conegliano, è la palestra Ring di Conegliano. Non lo dico io, ma sapete che noi giornalisti chiediamo in giro, no? Quindi lo dico con grande piacere, sia per il fatto di avervi scelto e della vostra partecipazione a questo progetto. Ai prossimi 4 appuntamenti, allora. Va bene, grazie a voi. La rete di borghi europei del gusto, con il progetto Comunicare per Esistere, ragazzi, siamo arrivati senza tanti discorsi nelle colline di Nogarolo, siamo qua. Comune di Tarzo, sulla strada, no? Hai già Vittorio Veneto qua, benissimo, sulla strada però che porta da Tarzo a Vittorio Veneto. Siamo con Alberto Delle Crode. Alberto, come si chiama l'azienda prima di tutto? L'azienda si chiama Vigna San Lorenzo ed è nata nel 2003. 2003, ecco, come mai ti è venuta questa appassionanza per il vino? Ma in realtà io facevo tutt'altro, lavoravo da mia mamma che è una galvanica, poi c'è stata l'occasione di prendere questa azienda e niente, mi sono tuffato in questa avventura. Ti sei smarcato dalla galvanica di famiglia, diciamo, no? Ti sei tuffato sull'avventura. Sì. Benissimo, quanti ettari hai? Beh, qua sono 4 ettari e mezzo vigneto e 5 ettari tra bosco, prati. È incantevole questo posto qua, sinceramente, guardate, basta che ve ne rendete conto anche delle riprese di Renzo, cioè siamo veramente in un paradiso terrestre. Qua siamo a 450 metri, la punta del monte è 600. Quindi non hai idea di fare ospitalità anche prima o dopo? Sì, l'idea è quella di fare dell'ospitalità e magari una piccola ristorazione un po' particolare, magari vegana o vegetariana, insomma sì, sono vegetariano da 16 anni, sarebbe... però vediamo insomma se è fattibile. Ecco, molti non sanno, dacci la definizione giusta di dieta vegana.
Beh, io non pratico dieta vegana, sono vegetariano da 16 anni. Quindi vegetariano proprio. Vegetariano, sì. Comunque, cioè, io mangio di tutto, mangio dalle uova, il formaggio. Cioè, Quindi anche i derivati li usi, insomma. sì, io Non sei un pasdaran, insomma, un fondamentalista. un pasdaran. Scusa la battuta, no? Sai che noi giornalisti cerchiamo sempre la definizione ad effetto, voglio dire. No? No. E poi, scusa se lo dico, tu stai partendo per l'India, perché? In India, vabbè, oltre a praticare la meditazione ormai da 16 anni, sono anche in contatto con una piccola realtà di un piccolo orfanotrofio di 80 di 80 bambini e niente, ogni tanto gli si dà una mano e così, insomma, una cosa molto semplice, diciamo. Insomma, 3 mesi non sono pochi comunque di volontariato, tenendo conto. Comunque io magari faccio un po' di volontariato, poi comunque giro, a me l'India piace molto, è da 16 anni che ci vado e così, insomma, cioè è la mia seconda casa, diciamo. Anzi forse anche prima. Cioè, visto cos'è l'Italia, lasciamo stare. Bene, adesso nella seconda parte dell'intervista affrontiamo questo vino stupendo, Colta Marie, Sì. col fondo. A presto. Gli scherzi del destino. Vai a San Polo, trovi la pizzeria chiusa e alla fine, lo sapevamo già, dai via, siamo al ritrovo. Dove siamo intanto? Intanto siamo a Tezze di Piave, in via Piave numero 3. Quindi Tezze di Piave, Via Piave, proprio. via Piave numero 3. Questo è il secondo scherzo del destino, voglio dire, no? Nel senso della via, diciamo così, Sì. no? Allora, voi dovete sapere, faccio solo una breve parentesi, che al ritrovo era la tana, il rifugio di 4 pazzi, di 4 vecchi pazzi, di giornalisti, di personaggi del territorio di San Polo, storici, con le quali bevevamo vini del Piave tra i primi e facevamo le battaglie per far conoscere il nostro territorio, perché sono anch'io, abito a Susegana e quindi sono ascrivibile a questo territorio di diritto, voglio dire, no? Di diritto di cittadinanza. Moreno, il ritrovo a Moreno in piazza San Polo era la nostra pizza e le nostre ombre. Poi insomma tuo padre è pazzo quanto come noi, speriamo che non ci senta adesso, era pazzo quanto come noi, voglio dire, con lo spirito di creatività, di indipendenza, di voglia di fare le cose. Altri tempi, però era giusto ricordarli. Con quale spirito avete aperto questa nuova sede? Una novità, abbiamo provato a cambiare zona, spostarci appena più in là, giusto per tenere comunque la clientela, le amicizie, le conoscenze, certo. La tradizione. Poi una nuova esperienza, giusto? Nuova esperienza. Sì, perché tuo padre dice sempre ancora un poco e dopo mollo tutto. Dopo poco tempo, dopo un po' che sei in un posto devi anche cambiare, provare a vedere posti nuovi, persone nuove, la gente dalle altre parti come la pensa. Prima di tutto il segreto della vostra pizza. Il segreto della pizza, qualità e prodotti di qualità Allora, io ho mangiato ultimamente la pizza da voi quando eravate ancora là, negli ultimi tempi, e si digerisce bene, quindi vuol dire che è ben maturata e ben lievitata. Ben lievitata, sì, quella è una soluzione, diciamo, a digerire la pizza. Sì, voglio dire, non occorre che vi armate di acqua minerale, in poche parole, detti in altri termini, voglio dire. No? No, ma questo va detto perché ormai succede per il più delle volte che ci fermiamo a mangiare la pizza. Sì. E dopo c'è anche la cucina. Io ho mangiato, ragazzi, dei tortelloni con i funghi porcini appena hanno aperto qua, che era una roba da rabaltarsi indietro. Sì, infatti abbiamo provato anche con la cucina, dobbiamo sfruttare la cucina, visto che abbiamo un locale munito di cucina e molto attrezzato, quindi ci allarghiamo un po' Poi birre e vini del territorio, ho visto un'ampia scelta come al solito. Sul vino Moreno non ha mai scherzato, diciamo. No, il vino ho sempre preso roba di qualità, roba buona della zona, quindi certo. Ecco, allora vi annunciamo subito che noi da vecchi disgraziati faremo una serata, la chiameremo una bottega di ricordi per ricordare tutti i grandi personaggi. Vi aspettiamo tutti quanti, infatti faremo una cosa, sarà una cosa che resterà ragazzi. Una continuazione, diciamo. Per noi non è mai finita, no? Non bisogna mai fermarsi. Questi amici che non ci sono più, però rivivono nei ricordi e nel voglia e nella voglia. Grazie a te, prossimo appuntamento. Allora, ricordatevi, pizzeria, ristorante a ritrovo 2, la continuazione. La vendetta, bellissima questa. Ti ringrazio, al prossimo appuntamento. A voi, grazie a voi.
Comunicare per esistere, questo progetto che intercetta gli inediti del buon e bello vivere del territorio. Siamo a Conegliano, il progetto sta sviluppando tutte le iniziative di informazione lungo via Lourdes fino su ai colli di Tarzo e di Vittorio Veneto. Siamo da Edoardo Zambon in via Lourdes numero 10 Conegliano. Ecco, noi sappiamo di una specialità che Edoardo coltiva da tempo ed è esattamente lo spiedo. Come sei organizzato e come lo fai? Lo spiedo viene fatto col fuoco che gira attorno praticamente, è fatto con una coscia di maiale, e sì, con una costicina di maiale, una coscia, un pezzo di pollo e un pezzo di collo di maiale. Quante ore servono? Servono 5-6 ore. Come mai ultimamente quando andiamo in molti posti improbabili non riusciamo più a mangiare lo spiedo? Oddio, dipenderà da come viene tipo di carne, come lavorato, come tipo di carne che mettono dentro praticamente. Non è che facciano lo spiedo col forno a gas? Noi abbiamo fatto, ce ne sono moltissimi che fanno a gas, non a legne. Noi abbiamo fatto un spiedo per 200-300 persone a Cavazzano la scorsa domenica, e tutti ci hanno partito le mani. Quindi sei attrezzato con uno spiedo mobile, diciamo. Mobile, esatto. Però lo possono trovare anche qua in bottega su prenotazione? No, lo facciamo solo all'esterno. Solo all'esterno? Hai fatto una squadra, diciamo così, che sì. Siamo io e mio figlio che andiamo e basta. Tuo figlio che fa l'alberghiere abbiamo conosciuto anche oltretutto. Esatto. Secondo te perché piace il tuo spiedo? Ultima domanda, così proprio. Perché è naturale, è fatto con sale, aromi naturali e basta. È cucinato lentamente. L'unica è che proviate, perché io dico sempre che al di là delle bugie o delle verità che raccontiamo noi giornalisti, ci sia dopo una venuta, sia per le carni. Ricordatevi che questo signore qua sceglie le carni ancora nelle stalle dei contadini come una volta. Piccole stalle, piccole aziende. Al vivo si diceva. Si prendono vive, si portano a macellare e poi vengono lavorate solo. E quindi la garanzia della qualità è fin dall'inizio, esatto. Da quando, diciamo così, sceglie, vengono macellate e poi arrivano qua dove vengono lavorate. Benissimo Edoardo, grazie a te, prossimo appuntamento. Ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente. Grazie. Hai visto? Comunicare per esistere, questo insieme di 10 trasmissioni dedicate a Conegliano e dintorni, diciamo Conegliano, comprensorio, colline, dove siamo alla ricerca degli inediti del buon e bello vivere. Giuseppe Marin, nella doppia veste di consulente storico e culturale delle nostre iniziative, in quanto intervieni e ci dai sempre il tocco. Ogni tanto qualche storico che dice bestialità lo troviamo però. Sì, perché ci sono i tuttologi e quindi... Quelli che sanno tutto, che dopo non sanno mai niente. Esatto, sì. E poi invece anche per l'impresa di famiglia, diciamo così, no? La Linda, impresa di servizi di Conegliano. Spiegaci il pianeta Linda. Noi siamo un'impresa di servizi, principalmente facciamo pulizie, però facciamo disinfezioni, disinfestazioni, quindi anche deratizzazioni, eccetera. Oggi sono sempre più necessarie perché sono anche richieste obbligatoriamente da RULS. Cerchiamo di uscire completamente dalla formula della donna con la scopa e la pattumiera e di fare qualcosa di tecnologicamente molto più avanzato, quello che richiede appunto il mercato. Per questo partecipiamo a queste iniziative, perché le aziende che partecipano possono diventare anche dei potenziali clienti. Certamente possono diventare dei potenziali clienti, perché sicuramente hanno bisogno, moltissimi lavorano nell'alimentare. Quindi ti faccio una domanda un po' così. Nel vostro settore esiste la concorrenza spietata di cosiddette realtà senza scopi di lucro, no? Mettiamola così, ci siamo capiti. Questo è un modo però scorretto di fare concorrenza, diciamo. Sì, ma siccome la concorrenza spietata esisterà sempre, come è sempre esistita e continuerà a esistere, bisogna uscire dal marasma, da non intrecciarsi con loro, cioè di offrire delle soluzioni tecnologiche che non sono più in grado di offrire, che non saranno mai in grado di offrire loro se non ai prezzi nostri. Questo è importante. Dei servizi più avanzati. Dei servizi più avanzati, chiaramente. Allora si esce dalla concorrenza avanzata, perché poi se uno vuole una disinfezione, una disinfestazione che altri non riescono a fare, devono pur fare tutto il resto con noi, insomma. Certo. Ecco, e poi torniamo un attimo alla storia locale. Quando capiremo noi veneti che la valorizzazione della storia locale è uno strumento enorme di promozione, cominceremo a pensarci. Guarda, leggevo l'altro giorno delle indagini scientifiche che purtroppo il vocabolario dei nostri giovani è sempre più limitato, quindi non riescono più povero. Per esprimere un concetto difficile devono usare un giro di parole. Perché? Perché i genitori, credendo di fare
un passo di promozione sociale, insegnano solo l'italiano ai figli, purtroppo i genitori non sanno l'italiano e quindi i figli si esprimono poi alla fine con pochissime parole, un vocabolario diceva un po' eufemistico di 500 parole che sono troppo poche per riuscire a esprimersi, no? Ecco, quando la gente comincerà a capire che già la lingua è la cosa più importante per sviluppare la mente, le relazioni, eccetera, allora forse anche i veneti capiranno che hanno una lingua importantissima, un patrimonio che è sicuramente eccezionale. Basta pensare a tutti gli scrittori, basta pensare che è stata lingua diplomatica nel 600-700 e lingua di scambi commerciali nel Mediterraneo per moltissimo tempo. Quando capiranno forse speriamo che non sia troppo tardi. Che non sia troppo tardi, esatto. Okay. Dalla sede dell'impresa di servizi Linda Conegliano un saluto. Grazie. Uno dei progetti di Comunicare per Esistere, questa iniziativa che porta a galla gli inediti del buon e bello vivere del Veneto, si chiama anzi Aquositas. Aquositas è un circuito di borghi di terre d'acqua. Abbiamo scelto tra gli altri fiumi, magari piccoli ma importanti per storia, anche il Monticano, che nasce a Cozzuolo, a Vittorio Veneto, scende poi e attraversa la città di Conegliano. Laura Perizzutti, family banker di Banca Mediolanum, è una coneglianese doc. Cosa vuol dire stare a Conegliano o essere nati e vivere a Conegliano, Laura? Sì, beh, in effetti, buongiorno intanto, buongiorno. In effetti io sono nata e cresciuta a Conegliano, quindi indipendentemente dal fatto che la mia attività, la mia professione mi porta molto spesso lontano da questa perla del Veneto, che io definisco, è sempre un piacere ritornare e viverci, soprattutto perché credo che ognuno di noi abbia nelle proprie radici, dove si è nati eccetera, un posto che ci portiamo dietro dappertutto, insomma, al quale siamo legati affettivamente e anche no. Conegliano a me ha sempre dato molto, perché appunto nascendo e crescendo in questa piccola città, la stessa mi ha dato modo di come posso dire, di approfondire la conoscenza di tutte quelle che sono le attività che fanno da contorno anche alla mia professione, e quindi io ho avuto modo di sviluppare proprio la mia professione all'interno di questa città. Cosa dire? Che se l'iniziativa che è stata fatta, perdonami, mi sfugge il nome, Aquositas, ripercorre tutte le cose belle dei borghi bagnati dall'acqua, esatto, incentrato perfettamente. Ecco, sono pienamente d'accordo con te, perché in questo momento mi vengono in mente molti esercizi proprio nella zona, che sarebbe veramente interessante poter conoscere, approfondire proprio la conoscenza, perché offrono un loro prodotto e servizio tipico della zona, con tutti i suoi pregi, insomma. E poi c'è sempre la solita domanda, no, Laura? Sì. Che ci azzecca la presenza di un family banker di Banca Mediolanum in un progetto culturale e di valorizzazione del territorio? So che te la senti sempre fare questa domanda, ma è giusto farla in un contesto di questo genere? Sì, perché io credo che in qualsiasi attività, in qualsiasi contesto, se le cose, compresa la propria professione, viene fatta con l'amore e la passione, e si ha anche voglia di far conoscere il proprio servizio, il proprio prodotto, cioè è giusto che queste iniziative locali e questi saperi e sapori locali emergano e si facciano conoscere. Io appoggio queste iniziative molto volentieri, perché comunque mi danno l'occasione anche a me danno l'opportunità anche a me di farmi conoscere, ma anche di vivere dei momenti di condivisione molto belli, assaporando e anche quello che è
il prodotto ed il servizio che offre qualsiasi altro imprenditore della zona, specie se in contesti particolari come quello coneglianese. Noi abbiamo già fatto abbiamo partecipato. Non è solo prosecco. No, certo, non è solo prosecco. Ecco. Abbiamo già fatto una partecipazione alla serata di pesce fatta al ristorante Cristina a Corbanese. Adesso proseguiremo poi nel mese di agosto con gli appuntamenti al ristorante da Beppo alla Rin, che è a Vittorio Veneto, che è un classico molto bello, certo. Così, e poi all'osteria al Ponte da Daniele Uliana, sempre a Corbanese. Quindi avremo 2 altri momenti di questo circuito che ospita. Grazie a te, ti verremo a pescare di nuovo. Visto nei prossimi appuntamenti. Con molto piacere, veramente, ringrazio io voi, grazie.